Mandi a tutti e bentornati al notiziario per Furlan di Telemare. UEFA Veling di memoria, poding di Prima Guerra Mondiale. Allora, con noi abbiamo come ospite Franco Stacol, che è il presidente dell'associazione Amici della Croce Nera Austriaca. Buondì, grazie per essere con lei. Buongiorno, grazie anche dall'invito. Allora, vedendo di capire qui che sei, molti a partire da questa iniziativa da questa associazione di lontano disegno. Allora, io di alcuni anni, di un par di anni, sto collaborando con la Croce Nera di Vienna, dal Burgenland e dal Niederösterreich, tramite una conoscenza diretta che avevi con il direttore, il rappresentante proprio la Croce Nera, che ha in custodia, fra l'altro, tra questi zoni, il cimitero di Re di Puglia, che è il di Palma e che è il di Prosecco, per fermarsi solo ai più importanti. E abbiamo cominciato a fare alcuni incontri con persone che si chattavano sui valori da memoria di chi nostri nonnos, che disegna alla fine dal 1914 era in partiti, la maggioranza verso la Galizia, allo scopo da Prima Guerra Mondiale. E quindi abbiamo organizzato alcuni cerimonie. Una da primis è stata il comune di Romans, che è stato forse fra i primi comuni che hanno ritenuto opportuno ricordare che era morto in questo primo conflitto mondiale, anche se avevano un'altra divisa d'Ouest, che non era la divisa italiana, e quindi ha riconosciuto che da nostri bandis la Prima Guerra Mondiale era iniziata dal 1914 e no dal 1915, come è sempre stata in chi ha insegnato a scuola. Quindi si sta a Falcon, si sta a Romans, anche se a Romans l'amministrazione è stata supportata in maniera molto molto energica da parte di un'associazione locale che si è fatta partecipe di ricordarsi una lapide in cimiteri e vi ha fatto una grande cerimonia. Dopo si inlas a Turiac, si inlas a Gardiscia, si inlas a Ruda, Parciacarà, che le cerimonie che non hanno preceduto alla costituzione d'associazione. Dopo si rincertate abbastanza persone e vi detto, ma per sé non si rende organizzarsi meglio, anche per essere interlocutori nei confronti dell'amministrazione, perché non rivolgersi alle amministrazioni e alle istituzioni per riguardare determinati robis. E viene creata questa associazione che si chiama appunto Amici della Croce Nera Austriaca, per sottolineare che non si dica, ma che viene un stretto collegamento con la Croce Nera Austriaca. Se fosse la Croce Nera Austriaca, sei in Austria. Ecco, la Croce Nera Austriaca è la corrispondenza dal nostri onor caduti. L'Austria, un paese neutrale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, non aveva la possibilità di creare un organismo a livello statale che si occupasse da mantenere e curare i vari cimiteri di guerra dove soldati, frus, giovins austriacos erano morti, erano caduti dall'adempimento del proprio dovere. E quindi hanno fatto praticamente un organismo a livello privato, ma riconosciuto e sostenuto dal governo austriaco, proprio per fare se che fa i nostri onor caduti. Quindi l'Österreichisches Schwarzes Kreuz in Italia in maniera particolare si occupa dai cimiteri di guerra austro-tedeschi da Prima Guerra Mondiale ma anche da Seconda Guerra Mondiale e dal stesso tempo si occupa di tutti i cimiteri là che queste persone sono morte in tutta l'Europa e ha un forte rapporto di collaborazione con i nostri onor caduti in quanto
in onor caduti, Ancia si occupa dei cimiteri austriacos, là che la Croce Nera non può intervenire, e la Croce Nera si occupa dei nostri cimiteri italiani, là che il nostro onor caduti non può intervenire. Ma c'è vuole se costituisce di troppo tempo come associazione? Al di là di se si può dire non sono tan giovani, ecco, non sono quasi ufficialmente si viene creati, si viene costituiti di circa un mese. Avevamo prima lavorato 1, 2, 3 anni assieme, abbiamo fatto un statuto, abbiamo cercato anche di farlo in maniera più possibile coinvolgente, tal senso che abbiamo fatto diverse riunioni con tutte queste persone che si sentivano collegate a quella prospettiva di lavoro che non viene. Dopodiché abbiamo voluto che anche il nostro atto costitutivo venisse sviluppato da parte dell'associazione austriaca in modo tale che non ci fossero contraddizioni e quindi siamo estremamente ignosi, eccoci, ufficialmente costituiti. Ma disenta questa attività vedo non sai resistenze di qualche don perché alla fine se avessi dovuto attivarsi o altri come privati cittadini per fare un'attività che fosse stato giusto che avete fatto l'istituzione di Bessola, no? Vedo, al DDOE vedo resistenze, no? Oppure la int non capisce se che ora si fa o capisce male se usciapi a par un gruppo che fa salc che in realtà non è quel che veramente facesse. Sì, il fatto di ora costituirsi ufficialmente l'Estat Chist, quando si facevano che cerimonie di cui ci parlato prima, si cercava di Croce Nera austriaca, era sempre qualche punto interrogativo grande che veniva fuori da persone, perché in FS, quando non si conosce l'iperaulis, quando non si conosce secca una roba si pensa a secca polessi dall'immaginario collettivo. Per cui da parte nostra è stato in Duschi Janska l'obiettivo di chiarire che era la Croce Nera, se che voleva fare e se che non stava facendo. Vi pensate che costituirsi come associazione fosse stato un modo più giusto, eccoci, di rapportarsi ai comuni, di rapportarsi alle istituzioni, per dire non si miusca, devi dire anche che non vince resistenze espliciti da parte di nessuno, eccoci, quando vi intervenuto, vi domandato, vi promosso iniziative dei vari comuni, vi avuto, eccoci là, il plaisir, il beneplacito e anche la collaborazione da istituzioni. Però i nostri scopi sono sostanzialmente 3. Ecco, il primo si sa che le motivazioni storiche le fa si lancia si molto individuali. Riportare alla memoria che persone che sono partiti in guerra, come dicevi prima, da lui dal Cutuardis. Sono persone che durante tutto il periodo da prima alla seconda guerra mondiale per motivi precisi storici sono stati assolutamente dismentati e non potevano essere riguardati in quanto erano al di fuori dalla italianità che doveva esistere in quel periodo qua e di cui i nostri tiaris hanno sopportato un gran peso. Perché le nostre zone è una zona piccola, una zona però strategica, una zona di passaggio di tante popolazioni, una zona là che ma di sempre cercava di diversi lenghis. Prima, per 500 anni, sotto l'impero austro-ungarico, ognuno poteva cercare la propria lingua, esisteva una lingua franca, che era la lingua tedesca, però i furlans potevano cercare furlan, chi che erano di origine italiana cercavano il suo dialetto, la sua lingua di origine italiana, chi che erano di lingua slovena cercavano tranquillamente la lingua slovena per fermarsi alla nostra realtà. Dopo la prima guerra mondiale sappiamo benissimo che è stato un accrescisi di nazionalismo, per cui se una roba era italiana aveva valore e tutto il resto era di seconda categoria. Per cui che i cacchi in Moars avevano fatto solo il proprio dovere di cittadini, non avevano fatto assolutamente altri, però avevano avuto lo sbaglio di là combatti con l'Austria, quindi l'Italia che aveva vinto, per cui erano stati completamente trascurati. Dopo la seconda guerra mondiale, non sai, eccoci, si dovrebbe là più a fondo forse per spiegare esattamente le motivazioni perché non sono state riguardate, però la realtà è che fino a forse 10 anni fa
queste persone erano come se non fossero mai esistiti. Noi pensiamo che se di just, proprio per sé che fra poco, eccoci, la ring a riguardare i 100 anni di sé che è stata la tragedia, la prima tragedia che ha sconvolto l'Europa, la prima per sé che nonostante la vittoria di questa prima guerra ha mietuto le cause per la seconda guerra mondiale, quindi di robi non si sono senz'altro come dadis. Quindi noi racing, proprio tal senso di una conoscenza storica di sé che è stata la storia delle nostre regioni, dei nostri tiaris, riconosci che sono là a combattere di là. La seconda, il nostro secondo desiderio, fosse che proprio in questa opera di conoscenza, di ripristino dall'oblio ai quali sono stati condannati, duci comuni potrebbero essere una lapide, un piccolo monumento, sapendo che i tempi sono se che sono, però eccoci un piccolo riguardo, con un po' di buona volontà potrebbe essersi fatto. Sì, ma l'idea è, allora non è che duci comuni andano già un monumento che lo hanno ereditato magari di favori dal Gurisan, no? I monumenti sono di fa oppure sono Zovings. Sì, in FIES, noi quando si viene costituiti in particolare, perché prima là che sapevano che erano questi monumenti, però anche qui stanno, quando viene avuto molti dove verificare, là poteva fare una cerimonia e logicamente dovevano essere in qualche comune là che esisteva una prova, eccoci, di questo riguardo, di questa memoria dei nostri soldati, abbiamo verificato che sono pochissimi comuni dal nostro gorisian che riguardano in maniera esplicita chi soldati ha. O il monumento è in forma generalizzata, in cui si riguarda duci cadus e chi è lo stesso, ecco, una roba positiva, però non si fa una distinzione. Passega dall'immaginario collettivo, in maniera particolare dei giovani, la prima guerra mondiale, che di noi, è cominciata dal 15, perché i programmi scolastici hanno sempre cercato così. La realtà non è proprio così. Noi abbiamo veduto che sono pochi comuni, hai riguardato prima Romans, hai riguardato Turiac, hai riguardato Gardiscia, hai riguardato Ruda. Ecco, sono pochi comuni che vedono una esplicita riconoscenza e riconoscimento storico a queste persone. Vinciatat è una cosa un po' particolare, ad Aiello del Friuli un qualche roba di particolare. Sì, ad Aiello esiste un monumento che è stato fatto a Jens Vinci, no? Quando era il momento forse più strano per la creazione di un monumento del genere, no? Sì, in FIES pensi che ad Aiello sedi la prima testimonianza è l'unica, anche tra questi zonis, di questo riconoscimento. In FIES è una lapide, là che era in circa una ventina di cittadini di Aiello del Friuli, solo di Aiello, perché in che volta il comune di Aiello era più grande, quindi comprendeva anche un altro territori, di cui una ventina di cittadini di Aiello che sono là disinta prima guerra mondiale con l'esercito austro-ungarico e di quattro cittadini di Aiello di cui due importati, quindi due persone che invece avevano combattuto contro l'Austria-Ungheria. Ed è il primo esempio nel 1925 la che viene riconosciuta questa roba, una cosa assolutamente unica che il professor Perini, quando ha fatto la cerimonia proprio recentissimamente da Yale, non ha spiegato e che non ha fatto viaggi, ecco, c'è un orizzonte che nessuno di noi lo conosceva. Ma allora se origine andai a questo monumento fatto sotto al 25? Ecco, a grandi linee. No, la particolarità è l'ecclesiutta di San Nicolò. L'ermitut è in un parco della rimembranza così chiamato, però eccoci, la roba particolare era che già dal 1925 hanno ritenuto di dover riconoscere per nome e cognome tutte le persone morte da prima guerra mondiale e una lapide proprio a loro dedicata. E io una da pochi sta in questa realtà, però in particolare una è l'unica che è stata fatta subito dopo la prima guerra mondiale, in un contesto dal quale qualsiasi roba che non si reclamaresse all'Italia e all'italianità era assolutamente esclusa. No, vorrei domandare in favore di scuola che andava
un gran peso, no? Per creare la coscienza da int. Ma in DDVE, a parte diciamo, che magari hanno qualche interesse storico, oppure semplicemente la lotta loro famiglia riguardo all'arrestato, qual è la coscienza da int? O si rendono conto che magari i vecchi, no? Non erano che quella mantellina, diciamo, nel senso, la prima guerra mondiale hanno avuto una storia differente di che magari avevano contato magari dai canali televisivi o dai libri di scuola. Esiste, esiste o è di dare un sbort attraverso la vostra attività? Io penso che sia di oltremodo utile, eccoci, l'attività che potremmo fare o l'attività che fanno anche altre associazioni che si inciallino alla situazione pre-prima guerra mondiale, là che i nostri territori fino agli Udri, per intendersi, appartenevano all'impero austro-ungarico. In FS la scuola sotto questa spietta ha un'importanza fondamentale. Fin come non è che si vede veduto un interesse di programmi, eccetera, in cui questo periodo storico tanto particolare, tanto unico, perché è soltanto unico nostri, si è stato affrontato in tutte le sue diversità. Mi capita spesso, eccoci, di là fuori per l'Italia, e quando si cerca di questi zoni, dus resting a sentire che non si diventasse Italia dal 1921, si tornasse Italia dal 1947, Trieste è ritornata dal 1954, l'omologazione era completa, nel senso che per che non si dedica, in tutti questi zoni, in questi zoni non esisteva questo problema, roba che invece esiste, è stata. Per cui, ecco, se si vuole eventualmente vede una visione storica giusta, proprio per affrontare se sono le sfide che non comodo vinfalis, le vede una conoscenza storica giusta di questa nostra storia. Per cui, questo fatto che sa mea una roba minimale, ma non è minimale, perché si cerca di circa 3 o 4 mila morti nostri qua di questa zona, senza considerare il litorale, di cui non ha i DAS, e senza considerare il Trentin, di cui neanche non ha i DAS. Per cui spiegare bene ai giovani che sapevano che non si arriva o si arrivano qua, perché nonostante la nuova Europa che è giovanissima, eccoci, ci ha permesso più di 60 anni fin come di pace, eccoci. Non dobbiamo smentire che questi giorni hanno avuto 500 anni di pace sotto l'impero austro-ungarico. Questa non è assolutamente nostalgia, è soltanto un riconoscimento storico di sé che è succeduto e di sé che pensi che sia di una volontà di tutti quanti, eccoci, non dobbiamo inserire che in questi sfiori eccetera proseguono in pace e tranquillità. Eccoci. Se lui adopera la parola nostalgia, allora la nostalgia è un sentimento, ma non è che il principale, insomma, che svolta la vostra attività, però si fa sempre di sentimenti, perché per tenere conto da memoria è una questione di sentimenti, non è una questione burocratica, no? No, i sentimenti sono alla base di qualsiasi nostra attività. Se uno non ha i sentimenti, non è sensibile, non può capire, eccoci, se è un essere umano. Eccoci, però tanti volte, quando si cerca di nostalgia, si cerca come di una roba passata. Nostalgia non significa nostalgia dal passato, io la vedo come una nostalgia del futuro, quindi conoscendo bene se che l'estate si ritira fuori se che sono stati le robe che hanno permesso un passato così e si rende trasbordarlo dal futuro per i nostri figli, per i nostri nevoti. Allora Simot si è reso di presentarsi, no? L'anno che viene per il centenario e questi progetti quali sono? Allora noi si raring di fare un programma tal quale faremo una verifica dello stato di conservazione di tutti i memorie dei cimiteri storici che sono presenti dal nostri territori del Gurisian o anche di esempio in davanti verso il Triestin
e si ringancia se podin fare un programma di fa in modo che tas quellis, i frus, podin sapere su che sono stati, su che è stata la nostra storia e in modo che podin inquadrare il passaggio che è stato di che situazione all'attuale in una maniera completa e precisa. E su questo si ringa la collaborazione di tutte le persone che credono che questo più sul lavoro vede una sua importanza e di tutte le istituzioni che ritengono che proprio per sé che ha una certa importanza si daranno di darnos una mano. Beh, no, allora noi ci domandiamo di farlo sapere anche a fare qualche attività che daremo sicuramente in notizia, quelli insomma, visare i nostri spettatori di Vigny, insomma, di farsi viodi. Beh, no, allora grazie di nuovo a Franco Stacol, di essere stato con noi. Grazie, se mi permettete, fasinsi a tutti un buon augurio di buon Nadal e che il prossimo anno, eccoci, vintan ciacarat, ma che si vede qualche roba di mio rispetto all'anche del passato, ma non soltanto rispetto a Seca Ciacaravi, ma per tutta la nostra vita sociale e economica. Grazie. Bene, grazie per l'auguri e un saluto, mandi a tutti.